Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale Accelerata Improvvisa per il calciomercato del Napoli. Infatti sarebbe stato raggiunto un accordo importantissimo con il Manchester United. Attenzione, scopriamo insieme tutte le ultime news di mercato sul nostro Napoli. Attenzione perché questa indiscrezione potrebbe far accelerare diverse trattative in entrata per il nostro Napoli. Detto questo, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale I Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Attenzione signori perché Victor Osimhen e Manchester United avrebbero già trovato l'accordo in vista della prossima stagione. Ci sono conferme infatti su quella che potrebbe essere la nuova destinazione definitiva di Victor Osimhen dopo il prestito in extremis al Galatasaray. Adesso infatti da quello che filtra potrebbe esserci un'offensiva del Manchester United a fine campionato. Le parti ad oggi sembrano essere molto vicine alla chiusura di un accordo molto vantaggioso sia per Victor Osimhen ma allo stesso tempo per il nostro Napoli. Secondo quanto riportato anche da Alfredo Pedulla, l'attaccante di proprietà del Napoli è tra le primissime scelte per il reparto offensivo dei Red Devils. Sarebbero due i particolari nomi in pole position in questo momento: Victor Osimhen appunto e Liam Delap, attaccante 2003 dell'Ipswich Town. Il giocatore nigeriano di proprietà del Napoli sembra essere il grande favorito per comandare l'attacco degli inglesi nella prossima stagione. Pedulla, tramite i suoi account social dichiara al punto da aver già trovato un accordo di massimo con l'entourage per l'ingaggio assodato che per l'acquisto sarà sufficiente pagare la clausola da 75 milioni al Napoli. Quindi attenzione perché il Manchester United sarebbe pronto a versare nelle casse del nostro club 75 milioni di euro. Attenzione perché per riuscire a strappare il sì del Napoli starebbe pensando anche di offrire ad Antonio Conte e ad Aurelio De Laurentiis Rasmus Højlund, giocatore pagato tantissimo dallo United ma che in Premier League ha faticato a trovare spazio. Come può cambiare in positivo il mercato del Napoli? Assolutamente in questo modo, signori. Sapete che il Napoli vuole rinforzare la rosa anche con elementi italiani e quindi ci sarebbe un assalto imminente su Lorenzo Lucca dell'Udinese e Solé sempre dell'Udinese. Quindi un doppio colpo per due giocatori che potrebbero rinforzare in maniera definitiva la rosa di Conte in vista della prossima stagione. Quindi attenzione. Fuori Osimhen, dentro Lucca e Solé dall'Udinese. Ditemi cosa ne pensate, grazie per essere stati con noi.